Noi abbiamo approfittato del piano estate ministeriale per lavorare con i ragazzi più grandi delle classi terze e quarte soprattutto attraverso una formazione di peer si chiama, quindi è un modo per responsabilizzare però anche per dar loro un impegno rispetto ai ragazzi, in questo caso delle classi prime. E quindi ieri i ragazzi delle classi prime sono stati accompagnati da questi loro compagni grandi, preparati, a una serie di attività di accoglienza. Entusiasmo, voglia di fare gruppo e condivisione. Così è partito il nuovo anno scolastico all'Istituto Remondini, una giornata conclusa positivamente grazie anche alla nuova piattaforma governativa Salva Presidi. L'abbiamo trovata con molto piacere ieri mattina alle 7 funzionante e ha permesso soprattutto a me di controllare già alle 7 di mattina tutto lo stato dell'arte, quindi la certificazione, ecco, così come richiesta del Green Pass da parte di tutto il personale. Se la fase di collaudo alle nuove norme è già avviata, l'Istituto Remondini si prepara a fare da apripista al maxi progetto delle scuole Sentinella nella provincia di Vicenza. Siamo in una fase appunto della raccolta dell'adesione da parte degli studenti e delle famiglie per ovviamente la questione di privacy, perché è su base volontaria, quindi una volta avuto il numero completo ci metteremo in moto anche con le ASL, che sarebbe la parte operativa del progetto, per la raccolta dei campioni salivari. L'istituto sta attualmente organizzando le adesioni al progetto da parte degli studenti e delle loro famiglie, raccogliendo le firme di consenso per il prelievo dei campioni salivari. Il progetto potrebbe essere esteso anche al personale scolastico in futuro. C'è questa fase proprio di informativa, perché poi da questo verranno poi le adesioni. Bisogna poi rispettare appunto questi tempi. Abbiamo iniziato ieri, quindi adesso in questa settimana ci occuperemo di questo aspetto informativo.